mi sento di dire che c'è stata, a mio parere, qualche mancanza nell'impianto accusatorio iniziale, in quanto, come è emerso anche oggi, il collega Ciccotto ha fatto ben presente davanti alla Corte, il ruolo di Banca d'Italia in questo processo, a mio parere, è stato sfalsato nell'impianto accusatorio, e anche molti membri del Consiglio di amministrazione sono inspiegabilmente assenti dal banco degli imputati. Queste sono le uniche cose che a noi parti civili hanno lasciato l'amaro in bocca. Avevamo anche fatto un'istanza di avocazione delle indagini anni fa, quando avevamo capito che questa era l'impostazione dell'impianto accusatorio, però è andata così. Diciamo che le parti civili avevano un'idea diversa, e mi permetto di dire che anche le risultanze probatorie che sono emerse nel corso del processo di primo grado e di secondo grado lasciano un dubbio molto grande su come ha agito Banca d'Italia, soprattutto in occasione delle ispezioni che ci sono state nel 2012 e nel 2009, ma soprattutto quella del 2012. Tengo a precisare che se non ci fosse stato l'input da parte della Banca Centrale Europea, probabilmente Banca d'Italia sarebbe rimasta ulteriormente a dormire.